Lo stato di salute della cassa del comune di Favara, già in dissesto finanziario e in procedura di risanamento. Ascoltiamo in proposito al nostro microfono la sindaca Anna Alba. Noi abbiamo da poco ricevuto la comunicazione dell'approvazione del decreto da parte del Ministero del Bilancio stabilmente riequilibrato. Siamo veramente in passi avanti per l'inizio dell'iter di risanamento dell'ente. Certo, questa azione di risanamento non è un'azione facile, perché subito dopo l'approvazione di questo decreto noi avremo 120 giorni per la redazione di tutti i bilanci consuntivi. Cosa succede? Che piano piano l'azione di risanamento inizia a prendere forma. Noi abbiamo davvero fatto tanti tagli in bilancio, l'ultimo il taglio sulla telefonia che ci ha permesso di risparmiare circa 150.000 euro annui, quindi costi elevatissimi, o ancora sui fitti. Noi abbiamo dismesso gli uffici comunali in piazza Don Giustino, altri 90.000 euro l'anno che gravavano sul bilancio comunale e altri ritagli. Certo, la sola azione di spending review non è sufficiente, perché in questa fase dove molti più comuni, lo vediamo anche nell'Agrigentino, vanno in dissesto, quello che bisogna cambiare è un po' la riforma fiscale dei comuni, perché noi siamo dei comuni con bilanci molto strutturati, dove riusciamo davvero a stento a fornire i servizi essenziali. Abbiamo un elevato numero di utenti, ad esempio i ricoverati psichici, su cui ancora l'ASP deve darci un contributo importante, e noi chiediamo meramente l'applicazione della legge. Abbiamo una causa in corso per oltre 2,5 milioni di euro che potrebbe permetterci di garantire i servizi in maniera più sostenibile anche per lo stesso comune. Noi chiediamo soltanto l'applicazione della legge in pratica, e così come Favara l'hanno fatto, è un'azione che è stata esperita anche da parte di altri comuni, perché le quote di compartecipazione per noi in questo momento rappresentano l'elemento essenziale. È anche vero che purtroppo sia dal versante nazionale che dal versante regionale, e non ultimo il taglio dei fondi di investimento, è stato dimezzato. Quindi noi ci troviamo alla fine dell'anno ad avere il 50% del taglio dei fondi, che avrebbe permesso a questa città di avere delle azioni di manutenzione che avrebbero potuto garantire quindi una sorta di normalità. Per fare un esempio, mentre lo scorso anno avevamo avuto circa 450.000 euro, quest'anno ne abbiamo all'incirca 200. Quindi anche questo indebolisce quella che è la programmazione di una comunità. Il mio auspicio è comunque che anche la parte politica si attivi in modo tale da poter permettere agli enti, soprattutto che sono in dissesto, di non essere considerati dei comuni di serie B, perché alla stregua di tutti gli altri vogliamo garantire servizi che siano efficienti soprattutto per la nostra comunità.